Pensi mai che la tua vita sia diversa da come la volevi? Indovina il film! Non è facilissimo. What's up, testers? Chi mi segue in Instagram sa benissimo che per me è un periodo intenso di lavoro. Il mio lavoro è fare il fotografo e qui potete vedere ciò che faccio. E purtroppo non ho avuto moltissimo tempo per fare nuovi video su YouTube. Il che mi dispiace moltissimo perché mi diverto un sacco a farli e quando mi capita di non avere tempo ne sento la mancanza. Ho un sacco di idee in testa che frullano e davvero di progettini interessanti, quindi iscrivetevi perché non ve ne pentirete. Detto questo, oggi proverò per voi la nuova Go 2 di Insta360. Che cos'è? Questa qui, che qui vedete nel case, ma è in realtà questa qui, che qui vedete aperta, ma è in realtà questa qui, la più piccola e leggera telecamera del mondo. 27 grammi di action cam, signori e signori. Grande come il mio pollice più o meno, anche se io ho un pollice gigante come altre parti del corpo. Per farvi capire le sue dimensioni la posso paragonare a qualcosa di uso comune, tipo il libro più bello del mondo, già, vetrina Amazon in descrizione, una bottiglia di birra, un vasetto di una cosa buonissima, una bottiglia di amaro de che ho bon. Ora che avete capito le sue dimensioni, posso passare direttamente ai test sul campo. Vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché non sarà una recensione qualsiasi, ma la proverò in un modo che nessuno ha mai provato finora, una maniera alla Bragotto, diciamo. Prima di tutto ho pensato di testarla in bici da corsa. Oh no! E tenendola nel suo case attraverso il bastone dedicato, che è bellissimo tra le altre robe, si allunga tantissimo, ho provato diverse inquadrature. Oh, perché no? E come faccio sempre in bici da corsa, non potevo che passare in alcune delle città più belle delle mie zone. Guardate che bellezza marostica. Col castello, lassù, tipo muraglia cinese, in miniatura magari. Devo cambiare, Tosi. E dopo aver quasi spaccato il cambio, scusa Viglier, mi sono ritrovato ovviamente In salita, ma non potevo non fermarmi a farvi vedere una cosa. Così imparate a non credermi. Le mie zone sono bellissime, ma piene di serpenti. Ma se poi vi giuro, è gigante, è grande come il mio pacchetto. È grandissimo. Che schifo. Cos'è successo? Maria, se sono brutti, ma perché esistono? E dopo alcune domande esistenziali che sempre mi vengono in salita, fortunatamente cominciava la discesa ed era il momento di testarla al meglio attraverso questo ciondolo qui, magnetico, che indossato al collo e messo sotto la maglietta, così, diventa un ottimo supporto. Potete anche ballare e non si muove mica per niente. E infatti non mi restava che andare giù sui manubri. Peccato che ricomincia subito la salita. Ma ora, grazie a questa clip che ho sul berretto, vi farò vedere il POV dalla testa di quello che vedo io quando vado in salita. Piedi sui pedali, Roby. Spingi qua. Butta giù 2 cambi. Spingi. Vai per il com. Ok, sta sentà. Ah, ributta su 2 cambi. Ho le ciliegie de Marostega. No, così non vale però. Con l'elettrica non vale. E ritrovandomi tra la strada delle ciliegie di Marostica, non potevano che venirmi in mente i ricordi adolescenziali. Non ditelo ai contadini, ma io qui da piccolo venivo a far razzia de notte illegalmente. No, non sono io, scherzavo, non è vero, non è via Tibalda. No, contadini, perdonatemi. Non è colpa mia se le ciliegie vostre sono buone. Ben fioi, madonne ad ogni curva comunque. Che ne dite? Dovrei riproporlo un video come quello delle madonne in galleria. No. Beh, forse torneranno. In testa ce l'ho sempre, E se vuoi la spegni. Ma proseguendo con il viaggio, ho ben pensato di ritornare dalla clip, che si può praticamente attaccare ovunque, al ciondolo, staccandola da qui e rimettendola qui. Semplicissimo. E ovviamente ributtarmi Giù sui manubri, nel falso piano in discesa. Wow. Ammetto che l'andare in bici in discesa mi aiuta tantissimo anche in moto. A proposito di moto, è veramente tanto che non accendo la nuda. Anche perché d'inverno sospendo l'assicurazione. So mia Semo, ma prima o poi tornerà, forse. È mai possibile che riprendo in mano la moto dopo un sacco di mesi e rischio di investire un cerbiatto?
sapere qui sotto con un commento se vi possono interessare dei nuovi video in moto. Ho qualche ideuzza, la nuda sempre ben sta. Accesa, come il paron, incendiata al bar. Ma ora, prima di farvi vedere qualcosa di più estremo, volete che non vi faccia vedere il ponte vecchio di Bassano, ponte degli Alpini, ristrutturato dopo 7 anni e circa 8 milioni di euro. Non ne sbaglia una il comune. Ma ora non mi resta che rimettere la Insta360 sul petto, salire in sella sulla mia gravel, la mia nuova bici, potete vedere il video qui, e buttarmi in mezzo al traffico di nuovo. No dai, perdermi e infilarmi nello sterrato. no, da qua però. Sgumma, carbonassi. Dai Roby. Io che traffico. Grazie. Ben. E ritrovandomi in mezzo alla campagna ho deciso di fare un test audio dei miei. Ma anche se ero in mezzo al nulla, figurati se non trovo delle persone che conosco. Ovunque se. Saluto anche delle mie ex. Ciao, cos'è? Neanche più un ciao. Oh, brave che salutate, brave. Un gran test audio questo. Come siete diventate educate nel tempo? Sì, vi voglio ancora bene, sì. Non è vero. Che cosa fa un ginocchio in discesa? Rotula. Non era bellissima, vero? Approvano anche loro. E invece questo è l'audio mentre si pedala. Ha una velocità tipo di 25 km/h, anche se io modestamente è come se fossi fermo attualmente. Eh sì, certo. La Go 2 non ti permette di avere microfoni esterni, e te credo, sei grande come il me pollice. È già tanto così. Ma ti permette comunque di vedere le madonne in salita. Sì. Oh, come fuori rotta. Sto vedendo su per niente. Figuratevi se non mi perdo. Sempre così se. Però se vai in su. Testiamola in discesa. In discesa mi gaso sempre tantissimo. Quanto è bello! Dopo essermi praticamente perso per l'ennesima volta ed essermi ritrovato in mezzo al giardino, era il momento di provare a fare quello per cui sono qui, ovvero provare a perderla. Dove vode qua? Dove vode qua? Ho una gravel, siori, ho una gravel. Roby, vai, gasatissimo! Prova la stabilizzazione. Magari accendi il Garmin, io non so neanche dove andare. Roby, ok, di bragottate ne ho fatte, ma questa dove vado qua? Di qua, vero? Sì, di qua. Compratevi una gravel, troverete percorsi in solitaria, che non avete mai fatto prima, con proprietà privata. Salve, posso passare che non so dove sono? Mi fa piacere. Proprietà privata non mi stava molto simpatico, però qua neanche con un downhill tosi. Mamma, ma dove sono andato a ficarmi? Dai Roby, in sella Roby, è una parola. Comunque la Go 2 tiene ancora botta, sono io che non so più se tengo botta qua. Quanto sono sega? Segan, semmai. Infatti, sono tornato subito in sella. Sky e paura, mai a voi. Poi ditemi se non la testo in condizioni estreme, con una gravel su un percorso da DH, con la Go 2 attaccata a un ciondolo magnetico. Sì, qua, ciao. Piano. Sì! Vi assicuro davvero che il Garmin mi ha portato su una discesa da DH. C'è scritto anche su Strava, potete vederlo qui. Era veramente impossibile. Ma nonostante questo, non sono mica uno che molla io, Vai gasato qua Roby sui sassi. Fermati Roby qua sugli scalini. Ma dove pensi di andare? E dopo aver ufficialmente sbagliato strada, come mio solito, per almeno 7 volte, non mi resta che tornare nei luoghi a me più congeniali, al bar, e testarla come mai nessuno ha fatto finora. Ecco a voi il test definitivo. Vai. Ebbene sì fioi, la Go 2 resiste anche alla birra. Non preoccupatevi, dopo gli ho dato una lavata. E figurati se non lascio il bar senza farmi riconoscere. Ciao amiche. Ciao Roby. Se poi andiamo a casa e facciamo tante cose sporche. Petting. Le cose proprio da... C'è solo una cosa da dire: nel lungo che tocchi, nel largo che tappi, ma duro che dure. E dopo questa massima della mia manager, chi ha visto questo video sa di cosa sto parlando, non mi resta che dirvi i pregi e i difetti di questa Go 2. Partiamo dalle cose positive. Sicuramente le dimensioni e il peso sono il suo punto di forza. Rapportate alla qualità d'immagine che avete visto, mi ha davvero stupito. Altro punto fondamentale è la semplicità di averla addosso e di poterla staccare e attaccare come meglio si crede, attraverso degli strumenti magnetici come il ciondolo, per staccarla facilmente e attaccarla alla clip, oppure farla ritornare dentro al suo case di ricarica
e poterci attaccare bastoni vari attraverso questo piccolo aggancio. Altra cosa che mi ha stupito è la sua batteria. Si ricarica in meno di mezz'ora e può durare fino a 2 ore e mezza di ripresa. Come avete notato, la stabilizzazione è ottima, la qualità per una roba grande così è eccelsa, infatti registra fino a 1440p e a 50 fps e non è affatto poco. È impermeabile fino a 4 metri e sì, va anche nella birra. E attraverso il controllo remoto dal cellulare si può gestire l'anteprima e le sue varie caratteristiche come lo slow motion, l'hyperlapse e tutto il reparto fotografico. Ho provato a fare qualche foto in velocità e anche da quel punto di vista sono rimasto molto colpito. Guardate qui che roba. Vabbè, amici a parte. E come ultima cosa, e forse la più importante, è il suo prezzo, che credo ne valga assolutamente la pena. In descrizione vi lascio un link grazie al quale potete ottenere uno sconto valido proprio in questi giorni, quindi affrettatevi e dateci un'occhiata. Fino all'11 giugno la trovate in offerta. Ma ora passiamo alle cose che mi sono piaciute meno. Non mi ha fatto impazzire il tempo di reazione da quando si preme il pulsante di registrazione a quando effettivamente comincia a registrare, ma credo sia un piccolo bug risolvibile attraverso aggiornamenti software. È una cosa a cui non sono abituato. Solitamente premo e parlo come un mona. E un altro difetto, che però forse può essere un pregio per molti, è proprio la sua dimensione. È talmente piccola che si rischia di dimenticarsene. E chi ci pensa più? La cosa bella di questo è che potete fare tutti i filmini privati che volete e nessuno probabilmente se ne accorgerebbe che state registrando. Ci siamo capiti. No, è illegale, Tosi, sto scherzando. Dai, su, era una battuta, non lo farei mai. No. Ricordandovi il link in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale perché presto torneranno dei video in bici da corsa, dei video in gravel e dei video che non vi aspettate. Un viaggio che, se riesco a organizzarlo e a farlo, non dico altro, robe da matti. Grazie ancora a tutti, ci si vede presto e ci si vede alla prossima. Ciao! Roby, tromba di più. Non posso metterla. Roby, Non posso metterla.